2, 3. Fatto. Evviva! È intitolata ad Anna Politkovskaya, la giornalista di Novaya Gazeta, uccisa a Mosca nell'ottobre 2006. La nuova area verde inaugurata a Udine in viale Pierpaolo Pasolini, a 2 passi dall'incrocio con via del Cotonificio. Un nuovo parco, i cui lavori sono stati avviati nell'estate del 2024, nel quale è stato anche piantato, in collaborazione con l'associazione ucraina Friuli, un viburno rosso proveniente da Kiev. Perché si è scelto di intitolarla la giornalista Politkovskaya? Perché intanto Udine era legata a questa grande giornalista fin dal 2007, quando gli fu assegnato qui a Udine il premio Terzani, e quindi è una conoscenza che Udine ha onorato da subito. E poi perché c'è stata la richiesta da parte della comunità ucraina che vive in Friuli di intitolare qualcosa in suo ricordo, e siccome quest'area ci sembra particolarmente bella, e ci ha dato anche l'occasione perché abbiamo appena piantato un albero direttamente arrivato dall'Ucraina, e quindi ci sembrava bello proprio che qui potesse mettere le radici in maniera simbolica, radici della libertà. Abbiamo scelto un arbusto che per l'Ucraina è un simbolo della lotta per la libertà, che è un viburno rosso che ha bellissimi fiori bianchi e poi fa le bacche rosse in autunno, che un po' significa il sangue versato per la libertà. Un luogo che ha un nome, che ha una storia, che parla il linguaggio della democrazia, della libertà e dei diritti. Un parco che ha un camminamento accessibile in materiale drenante ed ecocompatibile. È il primo parco, diciamo, urbano che ha una terrazza sulla roggia, quindi mette in dialogo l'elemento blu con l'elemento verde. Abbiamo delle piantumazioni curate in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale. Abbiamo l'illuminazione posta immediatamente accanto alle panchine.